L'Accademia Teatrale Carlo Goldoni è tra le principali scelte degli studenti nel panorama italiano e da quest'anno i primi 2 anni di formazione si terranno all'interno del Teatro Goldoni a Venezia. È quanto emerso mercoledì 20 durante la consegna dei diplomi ai 10 studenti che hanno completato il ciclo formativo, svoltasi negli spazi del Teatro Veneziano. Quest'anno le richieste di ammissione sono raddoppiate, ha detto il direttore dell'Accademia Carlo Mangolini. Contenti del risultato, abbiamo raddoppiato il numero di candidati rispetto all'anno scorso, quindi siamo riusciti a mettere insieme una classe di 14 allievi di altissimo livello, per cui stiamo crescendo con due obiettivi fondamentali: continuare a lavorare a garantire la ricaduta occupazionale ai nostri diplomati, ma non solo, anche durante il percorso formativo, e aprirci sempre di più all'Europa attraverso reti, attraverso scambi, attraverso l'Erasmus, creando sempre più un modello che guardi all'Europa. La neodiplomata Laura Taddeo racconta invece il percorso di studi e lo spettacolo con cui debutterà con i suoi colleghi al Goldoni il giorno 29. Il triennio viene diviso in due, i primi 2 anni vengono fatti a Venezia e viene fatto un lavoro più proprio su formazione viva, quindi si lavora con diversi insegnanti su diverse pratiche, sia dal punto di vista fisico, vocale e recitativo. E invece il terzo anno viene fatto a Padova, al Teatro Verdi, dove si mette in pratica tutto ciò che si è imparato precedentemente, cioè tutto il gruppo della classe formando una compagnia in modo più concreto, si mettono in scena diversi spettacoli con diversi registi, quindi lavorando con costumi, con un confronto diretto con un pubblico, cosa che nei primi 2 anni c'è ma molto meno. Adesso stiamo lavorando con i Motus, con Daniele ed Enrico, e sarà un lavoro su Let Them Eat Chaos, che mangino caos, che è un testo, un poema di Kate Tempest, un poeta inglese. E sarà un lavoro sia sulla parola che sul corpo, e è molto interessante il connubio tra italiano e inglese, essendo la materia originale in inglese, ma anche ovviamente essendo qui sarà un misto delle due lingue. E lavoreremo anche con proiezioni, quindi ci sarà anche un lavoro video e anche con microfoni per creare effetti anche con la voce e non solo basi musicali. E sarà molto, come hanno detto anche precedente, un lavoro molto corale e di gruppo. Non vediamo l'ora di proseguire adesso in teatro.